34 positivi a San Pietro di Cadore, 23 a Santo Stefano e 12 a Comelico Superiore. Si allarga il focolaio che sta preoccupando l'Alto Bellunese, tanto che è in programma un giro di vite sulle misure per limitare i contagi, come già sta avvenendo in altre zone d'Italia. Abbiamo parlato ieri con la direzione regionale prevenzione, le ipotesi sono appunto ridurre la possibilità di assembramento, quindi una chiusura anticipata dei locali pubblici e l'utilizzo stabile della mascherina fuori di casa. Mascherina dunque sempre indossata quando si esce di casa e limitazione delle occasioni di assembramento nei locali pubblici per arginare il contagio in Comelico. Stiamo verificando i dettagli di queste proposte, ci confronteremo con le amministrazioni comunali, il prefetto ne sarà informato, la direzione regionale prevenzione è informata, non stiamo parlando di provvedimenti pesanti, stiamo parlando di provvedimenti leggeri, compatibili con il territorio, ma probabilmente molto utili per chiudere questo focolaio in una quindicina, ventina di giorni. Questo è il nostro obiettivo. Al momento la casistica più significativa coinvolge le fasce d'età comprese tra i 45 e i 50 anni e i 65-70, ma si registrano positività anche tra i bambini e gli over 70. Tranne una persona ricoverata, le altre sono tutte seguite a domicilio. Concordata con la prefettura anche l'intensificazione dei controlli per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Intanto arriva in queste ore la notizia di un focolaio Covid anche a Sappada, 17 positivi correlati a contatti con il Comelico.